Non venite in Piemonte con me perché vi porto in brutte strade. Oh, cadute! Che dite? Piacere. Dove? Sì. E ce ne andiamo a casa. Non sarà proprio una giornatina, non è che siamo andati a raccogliere le margherite. Però bello. Cioè, guardate dove siamo. Via, giù dalle brande! Via! Che cattivi che siamo. Allora, buongiorno. Quinto giorno si parte. È un ritorno complicato, ma ce la faremo. Smontiamo tutto, facciamo colazione, andiamo da un gommista con la moto bucata, vediamo se ci riesce a cambiare o in giornata, e Max sta qua a aspettare, adesso vediamo. Spero che abbia tutto, così si torna tranquillamente. L'ultima notte è passata bene, una serata meravigliosa ieri. Guarda Aldo che si è svegliato, lui è francese, quindi andrà tranquillo per conto suo a casa. Perfetto, ho pochissima memoria qua. Guarda Aldo, no problem, vai piano. Bene, gli altri mi aspettano in cassa del campeggio. Mi sono lavato un po' la moto perché veramente era una cosa. Oh, Madonna, ho fatto il pelo. Ok. Ok, ci vediamo in reception. Bene, andiamo, paghiamo, gli prendo una bottiglia di acqua e andiamo dal gommista. Ci aspettano 6 ore di moto, 500 km esatti. Madonna, Joe ci metterà un po' di più perché va fino a Vittorio Veneto. Il francese più o meno uguale, il ritorno sarà più lungo e anche perché passeremo per Piacenza verso Brescia ed è 2 corsie, l'autostrada noiosissima e va bene. Ragazzi, sono qua, quei bravi ragazzi. Allora, siamo ripartiti, è tardi, sono le 9:40. Vernante, siamo a Vernante. Max è andato un po' più avanti per raggiungere il primo gommista che c'è qua, neanche a 2 minuti. Se qua non c'è, sappiamo che nel paese più avanti c'è proprio un concessionario moto che con i meccanici secondo me ce lo cambiano in 2 secondi, che siamo distanti 8 minuti, quindi se qua non ce lo cambia proviamo il prossimo sicuro. Bene, abbiamo salutato Aldo. Ciao Aldo! Ciao Aldo! Aspetta che butto giù con la signorina. Salvatore e Beppe, visto che hanno l'Africa e la V-Strong e corrono, appena entriamo in autostrada la tirano e quindi vanno più veloce verso casa, anche perché stanno un po' più in là, una a Venezia e una a Vicenza. Io e Max, spero Max, e anche con Giovanni andremo alla nostra solita andatura 90-100 piano piano, così stiamo con Max che controlliamo la gomma e con Giovanni che con la caduta di ieri ha un po' di pacche. Allora, il primo non fa moto ma faceva solo macchine, non aveva l'attrezzatura, va bene, nessun problema. Adesso sicuramente si va da questo Motomassa, non mi ricordo più il nome, che sta a 3 km da di qua, che è un concessionario moto, quindi dovremmo essere in una botte di ferro, speriamo. Vediamo quanto ci metterà a cambiare una gomma, un'oretta, se ce la fa subito, speriamo, dai. Robilante Roccavione.
Ok, andiamo piano perché in curva con quella gomma lì è meglio che vada piano. Bravo Max. Comunque dai, cioè questo potrebbe essere un punto di forza se capitano cose così a qualsiasi persona che viene qui. Moto, massa, vediamo se siamo fortunati. Bene. Spero che abbia l'officina e sia aperta e il meccanico ha voglia di lavorare. Bene, ringraziamo Motomassa che ce la fa, però gliela mette anche rinforzata. Però oggi pomeriggio, vai Max, oggi pomeriggio alle 2 arrivano i meccanici, l'officina apre, lui sta qua, ora andiamo a fare tutti colazione, lui sta qui stamattina mentre noi andremo, se si fa cambiare la gomma e torna stasera. Eccoci qua. Ciao Max. Ciao. Vuoi dire qualcosa? Niente, è stato bello, dispiace abbandonare adesso il gruppo in questa maniera, ma purtroppo è l'avventura e l'avventura si è scelta grande. Quindi da questo paesino con un motoretto 50, no, è in tagliaerba, vi salutiamo, grazie. Noi facciamo benzina, prendiamo autostrada e direzione. Max, come già detto, alle 2 gli cambiano la gomma e riparte, arriverà stanotte, noi cerchiamo di arrivare entro sera e siamo in 4, poi loro si divideranno perché le ragazze qua loro corrono e rimango con, non devo farlo ridere, con Giovanni e ce ne andiamo a casa. Bene, aspettiamo Salvo e partiamo, ci vediamo in strada. Grazie. Questa cosa mi ha salvato la vita. Bene, abbiamo fatto il pieno. Matteo te la porto e dobbiamo dargli una controllata, ma sta da benissimo per ora. Sta molto bene, non ha nessun problema. Oh, ok, allora adesso prendiamo l'autostrada, ogni 100 km ci fermeremo, poi dopo un po' i nostri due colleghi qua con i supermoto ci lasciano e io e Gio andiamo avanti piano piano col nostro tempo. Andiamo a destra che c'era l'autostrada. C'è un'esperienza anche quella di andare a prendere l'autostrada, cioè ci sono cartelli che indicano cose, Google che ti indica altre cose ed è tutto uno sconvolgimento. Poi vogliamo fare autostrada e fare la benzina fuori dall'autostrada, abbiamo paura di entrare, quindi cerchiamo il distributore, l'allunghiamo un po', ma alla fine tutte le strade ci porteranno a casa. Benzina l'abbiamo fatta, ora siamo in una bella, abbiamo preso la tangenziale che ci porterà tranquillamente penso in autostrada e poi via. Ho appena sentito Max che fortunatamente bravissimi moto, non mi ricordo più il nome, non mi ricordo più dove abbiamo lasciato
Max a fargli cambiare le gomme, si sono presi la moto, alle 3 dovrebbe essere pronta, intanto gli ha dato un motorino. Bravissimi, guarda, 100 punti, anche qua dobbiamo mettergli 5 stelle su Google come recensione, perché veramente bravi, cioè sì, ci sta, cioè, gli avete dato anche il motorino, così lui almeno la mattina così si fa un giro, va a mangiare di qua, di là, bravi. E mi avevano anche detto quello del Motomasso, non mi ricordo più il nome, che solo oggi in 5 erano già venuti a chiedergli di cambiare le gomme, perché c'è stata una foratura nel sale. Cioè pazzesco, cioè pazzesco, penso che sia un po' normale, perché più moto ci sono, più la percentuale aumenta di chi magari ha questi problemi. Comunque la schiuma ha fatto il suo bellissimo e sporco lavoro, cioè ci ha salvato in questa situazione, e anche a Massimo, facendo anche fuori strada. Si sgonfiava sempre un po' ogni tanto, la rimettevamo un po' di schiuma, la rigonfiavamo ancora un po' e alla fine ce l'abbiamo fatta. Anche stamattina era abbastanza su, con un po' di aria, e siamo ripartiti bene. Quindi schiuma ok, teniamocela sempre portata di mano. Però sto pensando che anche un prossimo possibile viaggio qua sarebbe ideale portarsi anche una camera d'aria. 30 gradi, Maina gioia, faccio Maina, roba buona. E amici, soprattutto veneti, qua c'era un cartello che questo paese è il paese tipico del porro. Non sento il nome Porri da quando andavo alle medie. Vendo patate! Oh, porri, patate! Sto delirando, ragazzi, perché veramente la strada... Chissà in autostrada poi, metterò la musica. Allora, siamo in strada normale, Beppe mi ha aggiornato, grande Beppe. Mi ha detto che anche a lui Google li fa così e non ci fa entrare in autostrada, perché dovrebbe esserci un bordello pazzesco in autostrada, e quindi Google ti calcola il tempo minore, anche se dice autostrada, il tempo minore per percorrere quello che devi fare. E infatti, se vedete dal traffico, tutte le macchine sono qua, da camion a macchine, c'è un macello, c'è un casino pazzesco, e stiamo andando piano. Allora, mi hanno detto tra motociclisti e anche un mio contatto Instagram, ciao, grazie, non mi ricordo il nome adesso, ma che lavora per le cose qua dell'autostrada, nei caselli, che se sei in moto e la tua moto è registrata in Telepass, tu puoi passare a fianco alla sbarra, lui ti fa la foto comunque alla moto, alla targa, perché è registrata la targa. Guarda, si può passare le moto, c'è il disegno della moto e io passo. Lui mi ha fatto la targa, quando esco dalla parte opposta mi fa ancora la targa, ed è come se ho usato il Telepass, perché mi mandano comunque il pagamento sul mio Telepass. Allora, visto che siamo in autostrada, ma noi è tutta dritta e fa un caldo pazzesco, e ho paura poi di dimenticarmelo, nella conclusione di questi 5 giorni io devo ringraziare, in questi mesi, questi 2 o 3 mesi in cui ho creato questo evento, questa vacanza, questo itinerario, questa avventura, pubblicizzandola per chi voleva unirsi, tra amici dell'Himalayan Veneto e tra YouTube e i social come Instagram. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato ben volentieri per darmi informazioni riguardo strade che si sono chiuse, decreti, consigli di giri, di viaggio. Siete in tanti, non mi ricordo i nomi di tutti, anche perché magari con qualcuno ci siamo scritti 1 o 2 volte, e quindi partiamo, non lo so, con Marco 6% che ci ha consigliato, mi ha dato delle tracce GPX poi un po' modificate, perché ovviamente non riuscivamo a fare tutto. Antonio che si è aggiunto con noi da Torino. Da Verona c'era il gruppo di Africa Twin, scusami non mi ricordo il nome, che dovevamo boccarci, poi non ci siamo trovati perché hai avuto delle cose di lavoro e sei dovuto tornare. A Sassà che ci ha dato dei bei, mi ha dato dei bei consigli anche lui, e con i suoi video giorni prima ci ha fatto vedere qualcosa. Comunque ci siamo scritti anche su Instagram, e molti anche sul YouTube mi hanno scritto sia su Telegram che commentato su YouTube per darmi altre notizie. Ragazzi, grazie a tutti, ed è bellissimo avere un giro,
un gruppo di gente, cioè neanche cercato, cioè che c'è, che è sempre presente per dare consigli e tutto. Ok, siamo di nuovo arrivati a un posto di pedaggio, vediamo se io riesco a ripassare un'altra volta. Telepass, sì, dovrei beccare quello della moto. Allora la sbarra qua è intera. La sbarra no, qua io posso, perfetto, qua io posso. Vedete per terra c'è il disegno motociclista, qua c'è lo spazio e io ci passo. E lui mi ha fatto la foto. Ok. Qua ora devo... Ok, aspettiamo tutti. Comunque allora, chi non c'è, chi non ho detto, scusate. Grazie a tutti, che bello, ripeto, avere... che esiste questa comunità, no? Comunità di motociclisti che ci si scrive insieme, ci si commenta e ci si consiglia insieme. Bravi. Ok, ripartiamo, aspetta che c'è un camion. Tutti adesso, tutti adesso, via. Bene, ci vediamo in autogrill, sperando di trovarne uno presto dove si può mangiare. La vita da vlogger, dobbiamo salutarli e quindi riprendiamo tutto. Abbiamo mangiato, super pranzetto qua in questo autogrill, ho attaccato i nostri belli adesivi, mancano 350 km per me e qualcosa un po' in più e in meno per gli altri. 358, poco in più di me. Ciao Beppe, è stato bello. 2,90. Ciao. Mi raccomando, sì. Dove stavo riprendendo? Il cielo. Guarda qua. Salvo. Ciao. Ciao Alessandro. Grazie del tutto, della bella compagnia. Grazie a voi. No, carissimo, grazie a te. Speriamo di dirci qualche cosa. Madonna, sicuramente. Assolutamente. E intanto c'è il gruppo che lui se lo tiene, il gruppo Telegram Piemonte 2023. Sì, teniamo. C'è una macchina in contromano. Questo qua, sono tutte in contromano. Comunque Beppe mi ha dato un buon, come si dice, un buon consiglio, mi piace. Me lo ridici quello che mi hai detto prima, se te lo ricordi? Devi rimanere sempre umile, spontaneo e sincero, come lo sei. Grazie, Ok? grazie mille. Basta, queste cose mi fanno emozionare. Basta. Ecco. Sta finendo la storia, 30% di batteria e la scheda è quasi piena. Ragazzi, siamo rimasti in due, io e Giovanni, e ci spariamo questi 350 km 400. Lui è andato a fare benzina, intanto no, teniamo aperto che fa un caldo boia. Il portafoglio ce l'ho qui, non mi piace averlo qui, aspetta che chiudo in caso. Bene, riprendiamo l'autostrada e andiamo a finire. E la videocamera dove l'ho messa? La sensazione di essere qua da solo non mi ispirerebbe, mi manca sta sensazione, come sempre. Bene, oppala, questi qua stanno aspettando me. Aspettavano l'ombra i ragazzi. Francesi? No, non lo so. Minchia che caldo. Guarda questo che gli rompo le palle, perché è in senso... non deve entrare per di qua, nessun problema. Ok, siamo rimasti io e Gio, ripartiamo. Proprio il camion dell'immondizia qua davanti a noi, senti che buon profumo. Lavori in corso. Ma vi immaginate quanto ci vuole ad asfaltare l'autostrada? Cioè, capisco un pezzo di strada, no, del paese. Dove siamo? Ce la faranno i nostri eroi a farla franca, o farà franca a parte i nostri eroi. Ero contento della mia borraccia, stavo dicendo cazzo, per fortuna posso bere in continuazione, qua ho 2,5 litri di acqua e bam. Ho provato ad aprirlo con le mani ma si è staccato tutto il tappo, la sicura e il gommino bianco. Mi è caduto tra le gambe, ho detto è tra le gambe, lo posso salvare. Toccavo e non lo trovavo. A un certo punto ho aperto le gambe e me l'ho visto cadere giù e ecco. Altri 100 punti al rivenditore di moto che Max ha lasciato a riparare, perché l'ha fatta lui, il capo, il titolare l'ha fatto in anticipo, quindi Max adesso riparte
Siamo a Pavia, Lombardia. Ciao Piemonte, è stato bello. Cazzo. Che cazzo. Che cazzo. Che cazzo. No, no. L'ombra io per il cazzo. Non esiste l'ombra, solo il sole. Devo cambiarmi la giacca, ragazzi. Adesso me la cambio, me la tolgo perché è la morte. Ci voleva una pausa. Gelato e ripartiamo. Mi sono cambiato la giacca. Non so se si sente l'audio. Sto per finire i minuti di registrazione di questa scheda. Arriviamo a Brescia, prima distributore e poi ci fermiamo. Grande, grande. Via. Andiamo. E siamo ancora qua, 50 km a Brescia. Devo fare una piccola registrazione, devo fare qualcosa perché veramente mi sto addormentando. Siamo sempre qua, campi, 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 campi. Strada dritta, 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 43 gradi, 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 gradi. Oh. Ragazzi, 15 km da Brescia. La strada finalmente ha 3 corsie, più larga, ci si sveglia un po' di più perché si allarga il panorama, non lo so, o forse perché sappiamo che fra poco siamo a Brescia. Vicenza Ovest 3 km. Il mio pensiero va a Giovanni, che quando arriviamo a Padova lo saluto, e a altri 100 e passa chilometri fino a Vittorio Veneto, ed è l'ultimo del gruppo che arriverà. Il ritorno è sempre stancante, caldo della Madonna, molto più lungo dell'andata perché siamo partiti da Limone. Abbiamo fatto una strada noiosissima e pesante che è quella Piacenza-Brescia. Questo è, però siamo ricchi di esperienza, di felicità, di tutto, di cose positive. Se ci pensiamo, ok, è la stanchezza di ritorno. Anche ieri era stancante, ma abbiamo fatto tutto il giorno in off, tutto il giorno come avete visto dal video precedente. Sale e tanto altro ancora entrando in Francia, peccato per la gomma, ma comunque siamo riusciti comunque a fare tutto il giro vedendo posti fantastici. Bene, Vicenza Ovest, per me manca poco, ma ci fermiamo all'ultimo autogrill così ci riposiamo, si riposa anche lui, 2 chiacchiere finali per salutare tutti e poi concludiamo il viaggio, il Piemonte 2023 e il video. Allora amici, il video finisce come è iniziato, cioè all'autogrill Limenella, dove qui finalmente io sono quasi arrivato a casa, ma saluterò, dove è andato? Saluto il ragazzaccio. Cosa? Infatti schegge senza trazione, abbiamo corso, abbiamo tirato, abbiamo fatto 140 in un colpo, abbiamo fatto zig zag, quindi è stato non rilassante ma anche stressante. Ti tengo la gamba, vai! Siamo distrutti. l'ultimo inviato e anche la tua figlia che mi conosce. Ciao prof. Ragazzi, è la fine. Piemonte 2003 finito. Siamo partiti da di qua, dalla parte di là della strada,
e fino adesso abbiamo fatto 1342 km, pochi ma intensi e pesanti, bellissimo. Allora, i ringraziamenti li ho fatti a tutti, vado via perché qua c'è quel coso che fa un casino della Madonna, non so perché, e chiudiamo tutto. Allora, sono arrivati i primi messaggi dai ragazzi che sono arrivati. Bello che li chiamo i ragazzi quando io sono il più piccolo. Ciao ragazzi, grazie di esservi fidati di me, ci siamo divertiti un sacco. Qua dove si esce? Andiamo di qua. Ci siamo divertiti un sacco come dei bambini. Io sono contentissimo perché era quello che volevo fare. La mia bellissima esperienza con il fuoristrada va sempre più a rendersi... ma dove cazzo sta andando? Scusate, per il cazzo si può dire? No, non si esce da di qua. Vabbè. Allora, Monselice, Max deve ancora arrivare. Quando arriverà mancherà solo il suo messaggino e siamo a posto. Grazie per essere stati con noi, sicuramente farò dei video su quello che potevo portare e non portare, qualche info di qua di là. Ho già pensato, aspetta che chiedo. Oh, ma dove si esce da di qua? Scusi, dove si esce? Grazie. Troppi camion, che casino. Sì, sicuramente. No, niente, questa è la fine. Voi state guardando qui, spero vi sia piaciuto. Non so se il prossimo anno rifaremo la stessa cosa, potrebbe essere un evento alle Failla fisso per ogni anno, ma non lo so perché mi perderei altre cose. Però è figo, perché è figo. Io ho preso tutto, portafoglio ce l'ho, cellulare ce l'ho, sto entrando in autostrada un'altra volta, ma tanto qua io riesco subito. Via. Perfetto. Torno a casa dalla Elena e dal mio Bruno. Stasera pizza e birra fredda, ghiacciata, madonna ragazzi, una docciona. Ciao ragazzi, Padova Ovest, ci sono al prossimo video. Ciao.